Benvenuti al nuovo video dell'oroscopo che va da lunedì 16 a domenica 22 dicembre 2019 e andiamo con la lettura del segno per segno. Ariete, durante questa settimana non ci saranno motivazioni plausibili per la vostra gelosia nei confronti del partner. Tuttavia non riuscirete ad abbandonare questa sensazione fino a che non avrete qualche chiarimento, che avverrà forse nel fine settimana. Anche per i single avranno difficoltà a portare avanti nuove conoscenze. Chi non è sicuro di provare sentimenti forti non si sbilancerà più di tanto. Lavoro. Il lavoro dovrebbe essere più efficiente e la mente priva di pensieri. Ad aiutarvi nel percorso professionale saranno le varie occasioni che si presenteranno e che vi daranno modo di mostrare le vostre doti. Se alcune situazioni non si sbloccano, abbiate la pazienza di attendere che prendano da sole il loro corso. Toro. Amore. In questa settimana ci sarà molta intesa con il partner che salirà ancora di più nella seconda metà della settimana. Sarete in ottima forma fisica e dotati di grandi energie che avranno risvolti molto positivi anche sull'eros. In questo clima idilliaco anche la professionalità in coppia prenderà il volo, soprattutto da giovedì. Anche i single avranno pieni di passione e non prenderanno l'occasione di vivere flirt avventure. Lavoro. Il buon umore che anima i nati del segno questa settimana sarà un ottimo espediente per fare qualche progetto in più in ambito lavorativo. Le ambizioni subiranno un leggero rialzo e ci sarà molta voglia di fare e di mettersi in gioco. La fine dell'anno si avvicina, ma siete pronti a iniziare nuove esperienze professionali anche rivestendo ruoli di maggior spicco. Gemelli. Amore. In questa settimana potreste non essere molto contenti della vostra situazione sentimentale, che si presenta decisamente piatta e priva di stimoli. Tuttavia, nel fine settimana le stelle vi sorridono e promettono positività in ogni campo. È il momento giusto per concedervi un sano relax. Siate single in coppia in modo da schiarirvi le idee e avete ben chiaro come agire. Lavoro. La sfera lavorativa sarà più marcata man mano che procederanno le giornate. Evitate le persone che potrebbero irritarvi, visto che il tono umorale non è dei migliori. Se starete attenti avrete successo, nonostante la stanchezza del periodo. Cancro. Amore. La situazione sentimentale con il partner vi darà parecchio da pensare e con Giove contro di voi le giornate saranno molto caotiche e dovete stringere i denti per non litigare continuamente. Dovrete scendere probabilmente a compromessi, ma ne varrà la pena. I single potranno fare ottimi incontri e conoscere persone particolarmente intriganti. Lavoro. Sarete distratti sul lavoro, la concentrazione verrà a mancare e le difficoltà aumenteranno sensibilmente. Prestate quindi la massima attenzione a come gestire il vostro lavoro o i vostri guadagni. Potrebbe subire un calo drastico. Chi lavora a contatto col pubblico dovrà porgere la massima attenzione per evitare errori grossolani. Leone.
La vostra relazione amorosa questa settimana avrà bisogno di un slancio in più per riavvivarla, soprattutto se state insieme da tempo. Per molte coppie tutto si sta aggiustando dopo qualche litigio inaspettato. Siete consapevole dei sentimenti che provate. Credere in un rapporto appena iniziato vi aiuterà a viverlo bene e trasformarlo in qualcosa di importante. Ottimo momento per i cuori solitari. Lavoro. Ci saranno molte scelte da fare per quanto riguarda i vostri incarichi lavorativi e qualche decisione sbagliata potrebbe essere deleteria per la carriera. Sarà tempo di fare il punto della situazione, ponderando a dovere le prossime mosse da effettuare. In arrivo ci sono comunque tante novità che potrebbero far cambiare in meglio la vostra vita. Vergine. Amore. Sarà una settimana in cui farete molti progetti per la sfera personale. È il vostro momento. Venere e Giove vi favoriscono e offrono un occhio di riguardo per l'amore. Buon per voi se avete in mente qualcosa di speciale per il partner, oppure se siete single, di trovare la persona giusta. Sarà dunque una settimana di avventure, ma potrete anche recuperare un'amicizia che sembrava ormai perduta. Lavoro. Il lavoro vi assorbirà molto tempo, ma ne trarrete belle soddisfazioni che vi ricompenseranno delle fatiche affrontate. La voglia di raggiungere determinati obiettivi potrebbe farsi assillante, tuttavia sarete favoriti dal buon transito dei pianeti e dall'aiuto di colleghi che si prodigheranno per voi. Bilancia. Amore. Qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto nella relazione amorosa e i nativi preferiranno chiudersi a riccio anziché cercare un confronto con il partner. Le tensioni tuttavia non servono a nulla. Per fortuna questa settimana gli astri vi concederanno un bonus di pazienza e la giusta calma per riflettere su cosa vi fa star bene e cosa invece dovete evitare. Lavoro. Se da una parte sarete costretti a vivere una situazione poco spensierata, dall'altra sarete portati a concedervi un lavoro molto migliore. Tutto scorrerà tranquillamente, ma se state chiudendo un affare importante, le stelle vi invitano ad accettare qualche buon consiglio. Avrete tante scelte da fare, ci sarà bisogno di una buona dose di sicurezza prima di fare il prossimo passo. Scorpione. Amore. Il cielo astrale di questa settimana vi sorride, l'amore ne trae gioviamento e se siete single potreste presto trovare la persona che fa per voi. I pianeti allineati sotto il vostro segno offrono stabilità anche alla vita di coppia e potrebbe essere la volta buona per parlare di qualcosa di importante e fare progetti del prossimo futuro. Lavoro. Questa settimana sul posto di lavoro potreste non essere efficienti e preferireste staccare la spina per un po'. I pomeriggi saranno degli ottimi toccasana, dal momento che saranno ideali per il relax e lo svago in generale. Negli ambienti professionali dove ciò non sarà possibile, lo stress sarà dietro l'angolo e dovrete fare i conti con acciacchi e stanchezza. Sagittario. Amore. Sarà una settimana in cui recuperare energie, dedicare tempo al partner e risolvere alcuni problemi di cuore. Venere parla il linguaggio dell'amore e tutti i nati del segno beneficeranno dei suoi influssi, tanto che circonderanno la persona amata di attenzioni.
Anche i single saranno in vena di effusioni e molti potranno trovare l'anima gemella. Lavoro. Questa settimana potreste affrontare un periodo di stress lavorativo. In questo caso il consiglio è quello di staccare la spina per qualche giorno, programmare una mini vacanza o iniziare a immaginare come trascorrere le feste. Se non potrete permettervelo a causa del lavoro, sarete comunque in grado di ritagliarvi delle serate di divertimento. Andiamo col segno del Capricorno. Allora, Capricorno, in questa settimana, complice di clima festivo, sarete portati a cercare in ogni cosa la felicità che meritate. Nonostante le festività, non vorrete perdere occasione di vivere al meglio gli effetti e avrete quindi anche un occhio di riguardo per la famiglia. Impegnerete molte delle vostre energie per fare stare meglio le persone che amate. Lavoro. Il lavoro subirà una grande accelerazione grazie alla vostra voglia di fare. Sarete infatti instancabili e vi fermerete davanti a nessun ostacolo. La settimana è molto fortunata, le stelle sono pronte a sopportarvi in ogni decisione, regalandovi momenti di grande successo. Gli astri vi stimolano a guardare avanti e programmare il vostro futuro. Acquario. Le storie d'amore strabillanti questa settimana potrebbero vedere il loro epilogo, anche perché ora Venere lascerà il loro segno. Ad ogni modo meglio troncare un legame ormai logoro anziché trascinarlo per mera abitudine. I single non avranno voglia né le energie per instaurare nuove relazioni, meglio attendere. Lavoro. Il lavoro e la salute saranno i punti focali della settimana. Chi esercita ruoli di responsabilità vedrà crescere la fiducia di capi e superiori. Anche i guadagni aumenteranno in proporzione alle mansioni rivestite. Il futuro promette bene, quindi potete stare tranquilli. E infine il segno dei pesci. Amore. Questa settimana avrete voglia di divertirvi e di rilassarvi in vista delle prossime festività. Farete di tutto per rendere l'ambiente domestico accogliente e armonioso. Il vostro obiettivo principale sarà quello di rafforzare i legami, ma anche di essere concilianti ad eventuali riappacificazioni. Belle sorprese in vista per i single, l'amore è proprio all'angolo, è molto vicino. Lavoro, settimana piena di occasioni lavorativi allettanti. Da mercoledì in poi potrete dedicare molto tempo anche alle cose che maggiormente vi piacciono e magari concedervi una pausa per rilassarvi con gli amici e con la famiglia. E così abbiamo completato la lettura dell'oroscopo segno per segno. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale ed non dimenticate di attivare la campanella per le notifiche in modo tale quando verrà pubblicato il nuovo video vi arriverà la notifica. A tutti quanti voi, che le stelle siano con voi.